vuole un gioco più rapido. Mister Damora vuole invece una difesa più serrata. Mirko Eusebio Calcaro, il portiere dell'Alitalia. Queste le indicazioni che siamo riusciti a leggere nel primo time out all'altezza quasi del quarto d'ora della prima frazione, 12ª giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Peperino e dall'Italia viaggiano sul parziale di 1-1 al gol di Severini. Ha risposto Francesco Giandonato, cogliendo impreparato Calcaro, come era stata impreparata la difesa del Peperino, sull'unico affondo serio dentro l'area di rigore di quelli di Bernardo. Due squadre che hanno assolutamente bisogno dei 3 punti per chiudere bene l'anno. Gimelli rilancia, colpo di testa, poi a centrocampo se la contendono in due. Alla fine riesce Fabiani, Calcaro con un rinvio, colpo di testa. Allora Giandonato mette ordine solo per un attimo. Fabiani, allargato a destra, trova Severini, prova a passare su Piras, non è bastato. E che il capitano storico si ponesse tra uomo e pallone per guadagnare questo fallo laterale battuto, ed è calcio di punizione per l'Alitalia. Parte Luca Severini, bordata col destro, è un super gol che bacia ancora una volta il palo. L'altro stavolta De Eugenio non può nulla, sempre Severini, doppietta per lui, 2-1 l'Italia. Che bomba di Luca Severini, che punizione! Un Terraria che non si è mai abbassato, è rimasto sempre stabile, casomai pendendo un po' verso l'esterno. E con le 3 dita che cercavano prima i giocatori della Serie A2 del C10, Black Mamba e Steaua 2005, le trova Severini, come trova il fallo qui Manuel Aurelio. Gol su azione di Severini, gol su azione di Giandonato, gol su punizione di Severini, e vediamo se Giandonato riesce a rispondere di nuovo. Vede una prestazione troppo molle dei suoi Damora, manca un po' la fame che aveva contraddistinto le prestazioni del Peperino nelle scorse giornate. Parte Giandonato, ancora una volta però il pallone non si abbassa mai. Eusebio Calcaro, il suo rinvio con le mani. 2 volte di testa in zona verte sci. Manuel Aurelio allora. Un pallone non facile, lo tiene, doppio intervento buono, ma secondo l'arbitro a gamba tesa da parte del numero 20 dell'Italia, trattasi di Carloni. Giandonato deve battere di seconda, raccoglie il passaggio di ritorno del compagno. Allora Piras tenta anche lui. La palla rimane a disposizione del Peperino Calcio. Mion in diagonale, Mion, Fabiani in qualche modo, poi dall'Italia con Michail De Michele, uno dei tanti frombolieri offensivi di Bernardo che contornano le prestazioni di Severini. Qui prova a diventare protagonista di Michele, altra punizione. Siamo dalla stessa posizione da cui Severini ha trasformato il gol del 2-1, prova anche per il 3-1, ma stavolta la soluzione a giro va a finire nel buco della rete, sovrastante la porta di De Eugenio. Serve un altro pallone. Sorniona l'Italia, sonnecchiante il Peperino per adesso.
continua a non essere una partita entusiasmante, ma i valori ci dicono che tatticamente, almeno in difesa, le due squadre sembrano abbastanza pronte. Piras da Manuel Aurelio. Mion. Prova Mion. Calcia Mion. Contro il muro umano dell'Alitalia. Ora con più convinzione il Peperino. Anche se manca un po' di chimica di squadra davanti, non si intendono bene con i movimenti in contro. Lorenzi è uno che invece il Peperino lo conosce bene. Gian Donato prova, lui col sinistro. Siamo ingannati dalla prospettiva, il pallone esce di molto. C'è spettacolo anche alle nostre spalle, dove si sta tenendo San Giovannella Taverna dei 40, sempre settima giornata di Serie 2 del girone C10. Vi parliamo invece in diretta dal medesimo circolo sportivo, ma per quanto riguarda la Serie A, dove siamo giunti alla 12ª giornata, è la penultima dell'anno solare 2015, quella in cui ora si guadagna un calcio di punizione Carloni. Era anzi Pier Giovanni. Ma da ogni posizione è zona Severini. Entra Stefano Melis per il Peperino. Gian Donato gli cede il posto. Luca Severini, rincorsa, destro che scende, ci mette le mani di Eugenio, poi due volte anche sulla respinta, doppia, buona parata. Fallo laterale per l'Italia, che prova anche a prendere il largo all'interno di questo primo tempo, non entusiasmante per quanto riguarda i ritmi di gioco, ma dove qualche bella giocata l'abbiamo vista. Soprattutto da quest'uomo qui, Severini. Altro colpo subito, altro fallo. Ci avviciniamo alla porta, siamo più centrali. Ruggeri sembra abbastanza preoccupato. Confabulano in panchina tutti i dirigenti del Peperino. Severini, destro rasoterra, sulla linea deviano, poi da fuori Fabiani. 3-1 all'Italia Calcio, ha segnato il numero 27 Valentino Fabiani, colpo durissimo ora da digerire per i ragazzi in maglia rossa. Certo, punito molto severamente, un Peperino certo. Sì, la brutta copia del Peperino che abbiamo visto nelle ultime partite, ma l'Italia sembra cinica come non mai, e come non la vedevamo da tempo. Piras dialoga con Melis, in orizzontale si viaggia dall'altra parte, ora Mattia Mion, il suo tiro, una telefonata alta sulla traversa. Stiamo sopra le cavaglie! Stiamo sopra! Rinvia Calcaro, stacca di testa Perelli, poi messo in movimento Manuel Aurelio, palleggio a centrocampo, troppo sofisticato forse, bada al sodo qui Melis, poi anticipo di testa, ma non si è concretizzato il vantaggio. Stefano, lasciamo a te. E se Gian Donato è un gran battitore di calci di punizione, possiamo dire lo stesso anche per Melis. Soluzione però corta, adottata da lui. Allora Piras, Gimelli in estirata poi con i pugni Calcaro. Fabiani la lascia colpevolmente lì, Piras, Gimelli la deve mettere in corner. Bastava lasciare il calcio d'angolo al Peperino. Si è andato a mettere in un rischio inutile Fabiani, che aveva appena segnato il 3-1. Il Peperino non ci sta ed attacca da corner. Gimelli forse con una mano girandosi, ancora da fuori Mion.
servito, anzi era Aurelio, servito da Melis. Eugenio vuole accelerare le operazioni di ripresa del gioco, anche perché non manca molto al termine della prima frazione. A breve l'indicazione del recupero, tra un minutino circa, da parte dell'arbitro. Qui Piras. Se ne va alla grande Lorenzi, dentro l'area di rigore. Manuel Aurelio spreca tutto col piede debole. Ma l'azione di Lorenzi, che vuole dire a tutti i suoi compagni, lui, uno degli elementi di maggiore esperienza del Peperino, a dare la scossa anche ai nuovi arrivati. Calcaro, col petto da dietro Perelli. Si è un po' seduta ora l'Italia invece. Melis, Piras, Melis. Abbastanza pratica la prova per ora di quelli di Massimiliano Bernardo. D'esperienza stanno riuscendo ad irretire il Peperino, anche se qui Perelli va al secondo anticipo consecutivo. Serve Lorenzo Vertesci, spinge sulla destra con gran grinta, non arriva l'assistenza, arriva solo in questo momento Mion. Non basta, Mion lo rallunga bene la falcata, qui il numero 19 Petrillo, ma rimonta ancora su di lui un ottimo Perelli, poi Manuel Aurelio controllato da Gemelli, l'Italia che rilancia su Severini che uccide così il pallone con lo stop e poi dà con l'esterno ad un compagno. È davvero un tuttofare fantastico Severini. Mion si siede di nuovo sulla destra l'azione del Peperino. Perelli, manca lo sbocco dell'ultimo passaggio. Qui una deviazione, Fabiani rinvia, Severini col tacco al volo, Piras rinviando dall'altra parte, si devono impegnare per tenerla viva. Melis, in verticale Manuel Aurelio, prova ancora dentro, questa era una buona azione. Duplice fischio del direttore di gara, è 1-3 per l'Alitalia Calcio al termine del primo tempo contro il Peperino nella 12ª di Serie A. Con la calma e l'autorevolezza propria dei grandi condottieri ha provato Damora a dire ai suoi ragazzi del Peperino che con calma e con idee chiare, soprattutto davanti dove è mancato tante volte l'ultimo passaggio, una rimonta è fattibile. Dall'altro lato, con l'esperienza del suo lungo corso nelle Serie A della Lega Calcio 8, saranno sicuramente arrivati i complimenti da parte di Massimiliano Bernardo verso un'Alitalia che aveva iniziato la partita in sordina ma che si è ritrovata davanti per 3-1, merito soprattutto della classe di Luca Severini, ma anche dell'espressione calcistica in campo di elementi come Fabiani, che visti da fuori probabilmente non sembrano adattissimi alla Serie A, ma che con tantissima applicazione e con l'aiuto di tutti i compagni stanno fornendo una gran prestazione. Una gran prestazione, se l'attende il secondo tempo del Peperino da Stefano Melis, oggi depositario della maglia numero 10, di solito affidata a Fabrizio Giovannetti. Subito un destro ad iniziare le danze del secondo tempo da parte di Mattia Mion, fuori alla destra di un Mirko Eusebio Calcaro imperfetto forse solo nel caso della segnatura del Peperino, poi sempre bravo anche nel condurre la sua difesa lì dalla sua posizione tra i pali. Andrea Petrillo, ancora Petrillo da Calcaro, il rinvio con i piedi di Calcaro, anticipa dietro tutti Lorenzi. Gemelli, retropassaggio con la testa, il secondo errore, allora Manuel Aurelio spreca e poi è sfortunatissimo a cogliere il palo. La seconda volta che Cristiano Gemelli tenta questa giocata all'indietro con la testa, pericolosissima, se in precedenza erano riusciti a spazzare poi l'area senza problemi, qui l'occasione d'oro è stata fornita al Peperino per andare sul 2-3, Manuel Aurelio l'ha stampata sul palo. Provano a prendere d'impeto ora i ragazzi del Peperino, quelli dell'Alitalia hanno iniziato bene il secondo tempo, vanno su con Melis, prova il destro contro un avversario, da fuori Lorenzi, allarga qui sotto la nostra postazione, Vertesci, poi Melis da Mion, intervento grintoso e fallo laterale, Vertesci, Patrick Perelli. Da poco rientrato uno degli infortunati storici, tra virgolette, del Peperino, che non ha avuto mancanze ad inizio stagione solo davanti. Qui Melis doveva rischiare il passaggio e forzarlo per consentire la sovrapposizione di Vertesci.
ed è lui che si mette a fare il metronomo in mezzo al campo e con l'esterno prova a pescare Emanuele Aurelio. La palla gli torna. Severini è in timida pressione. È l'unico giocatore dell'Alitalia Calcio che sosta oltre la linea di metà campo, tutti arroccati dietro, quelli di Bernardo, che infatti chiudono bene tutte le vie di passaggio e ripartono appoggiandosi dal capitano, che di prima la gioca e poi la tiene dentro. Carloni l'ha persa però regolarmente secondo l'arbitro. Mion dentro l'area, Emanuele Aurelio la fa scorrere, non la può più stoppare. Non l'ha presa benissimo da Mora, anche perché l'Italia, anche se per un secondo solo, era ripartita. Messo a terra qui Giandonato. Andrea Scala, Claudio. Marco, ecco lo spalle, Claudio, ecco. Resta là. Da Mora segue e dà indicazioni fino all'area di rigore. L'allenatore del Peperino è al lato corto quando parte Melis contro il muro dell'Alitalia. Non ha tirato benissimo le punizioni quelli in maglia rossa. Ha avuto tutt'altro esito invece il tiro di una punizione da parte dei Severini. Sicuramente il gol più bello della gara, anche se non scherza nemmeno quello di Valentino Fabiani, che ha fissato per ora il parziale sul 3-1 quando siamo all'incirca al quinto della ripresa. Severini ha battuto velocemente, gli dà palla di ritorno, la può giostrare lungo la linea dell'out di destra, rientra come al solito alla grandissima Severini, poi la palla di ritorno di Pier Giovanni è troppo docile e timida, la palla rimane qui incastrata sulla rete sopra lo sponsor Clifton, uno dei cartelloni pubblicitari affissi da Davide Di Pasquale. Lorenzi, Giandonato, Emanuele Aurelio, s'apre a destra Mion, rimpallato allora Severini, coglie tutti i compagni in controtempo, occasione Peperino, a destra Vertesì, lucido nel dare dietro, ancora Mion ricomincia da Melis che gioca molto lontano dalla porta, gira largo per Lorenzi, tiro deviato, campanile che si alza, Gimelli usa le braccia regolarmente, ancora Lorenzi contro la schiena del numero 17 Mikhail De Michele. In area Emanuele Aurelio, gliela sottraggono e possono ripartire Severini di prima contro il petto di Patrick Perelli che si impegna e la tiene anche dentro. Altro gran recupero difensivo, altra buona giocata di posizione del numero 6, sempre positivo con le sue prestazioni nelle ultime giornate. Giandonato va a sinistra dove Lorenzi corre ma poi rientra e col destro si guadagna un calcio d'angolo. Battuto velocemente il corner dal Peperino, parte un tiro rasoterra, Calcaro in corner. Calcio d'angolo che sarà a rientrare, si va al lato corto dell'area di rigore. Peperino in pressione dall'inizio del secondo tempo, qui Calcaro con i piedi, la palla rimane pericolosamente in aria e finisce di nuovo in corner. Altro corner ma altro rasoterra, ma nuova risposta dell'Italia che manda di nuovo dalla bandierina Giandonato. Ha anche la soluzione corta Giandonato, ricomincia da Lorenzi e perde alla fine una buona occasione il Peperino, De Eugenio. Col ragionamento vanno ancora a sinistra i biancorossi. Giandonato, sempre lui, in mezzo a un nuvolo di avversari, una doppia deviazione che vuol dire contropiede per l'Alitalia da quest'altra parte. De Michele rientra, Michael De Michele, le sue finte, Severini attende invece sulla sinistra, può convergere sul destro, De Eugenio con i piedi, poi la botta da fuori, molto alta. Giandonato. Mion, scusate Melis, Giandonato
Sale, Gimelli usa il fisico ma Giandonato tiene fino a un certo punto, poi riconsegna palla a Fabiani. Sale al piccolo trotto Valentino Fabiani, autore del gol del 3-1. Severini tagliato fuori dal passaggio in orizzontale, Vertesci, occasione dentro che Manuel Aurelio stavolta trasforma nel 2-3 per il Peperino Calcio. Ci avevano creduto da inizio ripresa quelli di Damora, ora premiati. Il l'Italia che comunque sembrava ben controllare, almeno dietro in difesa, perché le operazioni in possesso le conduceva il Peperino. Vede rimessa in gioco questa partita. Severini di nuovo dalla centrata, naturalmente deviazione ed Eugenio può controllare. Mion, spinto Mion, vince 2 rimpalli, ma alla fine viene data la punizione. Melis verso Manuel Aurelio. Aurelio si gira con una grandissima giocata e va vicinissimo al palo. Non sembra velocissimo, ma è un finto lento. Manuel Aurelio, lunghe leve e gran capacità tecnica qui nel tenere il pallone calamitato al proprio corpo, dietro a controllarlo. Non aveva proprio uno sciocco difensore, ma Cristiano Gimelli. Buco tremendo di Vertesci. Ha svirgolato malamente, lì attendeva come un falco Severini. Calcio d'angolo all'Italia. La convinzione che ha avuto la squadra di Bernardo nel primo tempo c'era quella di Damora nel secondo. Calcio d'angolo battuto rasoterra di Eugenio, che grandissima parata sul tiro col mancino. Fallo laterale all'Italia. De Eugenio, che è entrato in gara, va a chiamarla a gran voce e rinvia su Manuel Aurelio, lo lascia scorrere via Gimelli, che comunque col corpo lo controlla, proteggendo a distanza l'uscita di Calcaro. Il rinvio di Mirko Eusebio Calcaro. Non riesce a controllare col petto De Michele, si è aiutato con mestiere Patrick Perelli. Severini è arrabbiatissimo, crediamo, col portiere. Chi non l'ha servito? Non molto mobile oggi Severini, ma sicuramente come al solito gran punto di riferimento là davanti, sul Peperino che guadagna fallo laterale in zona offensiva. Praticamente un corner da battere con le mani. Mion. Controllo di Manuel Aurelio, va a terra senza fallo. Carloni. Ha dato a un compagno, poi Petrillo. Petrillo, calcio di punizione, fallo di Vertesci. Partita comunque molto spezzettata, non c'è stata quasi mai cattiveria, ma i contrasti si sono fatti sentire come i protagonisti. Severini scambia con un compagno e poi Mion gliela mette fuori. Bella giocata dal fondo di Michail De Michele, dall'altro lato attende Fabiani, un tiro che diventa un cross. De Michele non può controllarla, poi furbescamente la calcia contro la rete in un gesto di stizza forse finto, fa perdere mezzo secondo al Peperino, manca comunque ancora molto. C'è la carica di Damora qui sotto la nostra postazione e salgono infatti in molti, quelli del Peperino, anche se la scalata sulla destra non è ben premiata. Quella di Vertesci, passaggio troppo largo di un Mion poco lucido oggi. Rimessa laterale, prolungata da Vertesci, indietro su Lorenzi, fa l'ultimo uomo del Peperino e fa correre lì davanti Giandonato, rimane in possesso Giandonato, la riesce a dare a Manuel Aurelio. Dal lato corto parte il suo tentativo di cross rasoterra, lì davanti solo De Michele e Severini, corrono invece con il contropiede dell'Italia, occhio Severini in area, una sentenza, da lì non sbaglia praticamente mai, 4-2 all'Italia, tripletta di Severini.
Il grande sforzo prodotto dal Peperino Calcio nella ripresa, per ora frustrato dalla classe di Luca Severini, dalla bravura di orchestrare dei contropiede abbastanza elementari da parte dell'Alitalia, con questa palla giocata lunga in verticale, un assetto corto, quello proposto da Bernardo, che oggi sta funzionando, stanno ben contenendo Gimelli e Fabiani lì dietro. Non giocano nemmeno tantissimi difensori di ruolo oggi nell'Italia, ma in generale sembrano funzionare le distanze. Prova a smentirci Manuel Aurelio, qui intervento a gamba tesa su di lui, ma sarà solo calcio d'angolo. Corner corto. Cross tentato. La Italia libera. Poi ancora tutta la lucidità di Michail De Michele, la porta ancora lui, la dà dentro e si divora il gol che avrebbe chiuso la gara Petrillo. L'incitamento di Bernardo a tornare in maniera solerte verso le posizioni difensive, perché il Peperino naturalmente non ha smesso di giocare. Manuel Aurelio e Mion! Altro Terraria all'incrocio, stavolta Mion riapre la gara con un super gol, 3-4. Ognuno nuovo! Che bel gol di Mattia Mion, l'avevamo visto già concludere con ottimi frutti nella scorsa giornata qui in casa contro gli Hammers. Severini, da centrocampo Severini contro De Eugenio. La partita è di nuovo riaperta, è molto bella, l'avevamo detto anche a fine primo tempo conversando con la dirigenza del Peperino e dell'Alitalia. Sarebbe stata una gran ripresa, le squadre promettevano bene, il Peperino continua a crederci, l'Alitalia si è ragliata dietro a difendere il gol di vantaggio quando Giandonato calcia. E Calcaro in due tempi la tiene, nessuno del Peperino ad andare sul tap-in facile a porta vuota. Calcaro, lungo rinvio il suo. Colpo di testa, si va verso Giandonato. Melis, dentro, colpo di testa fuori, si torna ancora da Melis. Quindi Giandonato, ora sono tutti dentro i giocatori più forti balisticamente del Peperino. Giandonato prova a dir la sua, va in scivolata, commettendo fallo secondo l'arbitro. Punizione battuta in avanti dall'Alitalia, che prova a scacciare il pericolo. Qui va con il destro da fuori Petrillo, voleva farsi perdonare l'errore di prima in area di rigore che avrebbe chiuso la gara col 5-2. Siamo invece 3-4. C'è una squadra che vuole ancora attaccare per cercare un pari che allungherebbe la serie positiva a 5 gare. È il Peperino. Calcaro. Lorenzi. Mion. Scusate, Melis. Ora Vertesci. Melis ancora. Lo recupero. Ma troppa fretta da parte di De Michele. Vuole più calma anche Gimelli, che dice a tutti di usare la testa. A sinistra Lorenzi. Vertesci. 1-2 che si chiude con Manuel Aurelio. Vertesci prova ad andare dentro in area. Rimessa dal fondo e time out chiesto dall'Alitalia. Il rinvio dal fondo sarà di Eusebio Calcaro. È terminato il time out chiesto da mister Massimiliano Bernardo. Trova la sua Alitalia in vantaggio per 4-3 sul difficile campo delle Ciria Cetana del Peperino. Tutti gli altri campi sono stati spenti.
Anche la gara tra San Giovannella, sponsorizzata Sugar Mix, e Taverna dei 40 alle nostre spalle è terminata. Carloni perde palla, quindi Giandonato. È entrata anche un'altra punta. E Patrick per il Peperino, ormai totalmente all'assalto del possibile pari. Mion, che ha segnato il 3-4, si va a prendere un gran fallo laterale. Mion, palla di ritorno per lui, rinvio fuori dal campo direttamente. Batte Perelli, colpo di testa ancora di un preciso Petrillo, meglio in difesa che in attacco oggi. Quando si è sganciato non è riuscito a concludere la grande. Perelli, il suo tiro, Gimelli lo respinge, ma al limite c'è ancora Francesco Giandonato. Doppia finta, se la mette sul sinistro, la recupera Carloni, ma il fallo laterale per il Peperino. La rimessa proprio di Giandonato per Patrick, il neo entrato, messo davanti da Damora per fare ancora più numero in attacco insieme a Manuel Aurelio. Buona anche la sua prestazione. Come sta giocando una gran partita sulle fasce l'Italia, attenzione che dentro sono tutti soli, il contropiede arriva fino in fondo, quando il tiro è però altissimo, occasione d'oro che svanisce, la gara sarebbe stata chiusa. Sempre Mikhail De Michele, lui e le sue sgroppate incredibili, una gran velocità, una progressione davvero incontenibile per gli avversari. Qui Melis, doppia finta, pulisce l'area senza badare troppo allo stile l'Italia. Allora ancora Peperino, sicuramente in questo secondo tempo interpretata meglio anche la fase di possesso e di costruzione iniziale della manovra. Manuel Aurelio in area, tenta la conclusione, buona la guardia di Carloni. Fallo laterale Peperino. Da indicazioni dall'attacco in difesa ai compagni severini quando lottano in molti. Palla, altra palla che finisce fuori. Rimessa laterale, battuta lunga, il colpo di testa dentro di Patrick, lotta Aurelio, esce Calcaro. Si danno il 5 Gimelli e Aurelio, il rinvio direttamente in porta dall'altra parte, la tiene De Eugenio, aveva provato a segnare così Calcaro. Un folle. Tiro da centrocampo, deviato, colpo di testa. La palla sta per finire in fallo laterale. Severini non riesce ad arrivare. Melis. Dal limite, Patrick. Si era ritagliato lo spazio per il tiro, non ha calciato, prova a farlo Giandonato, il pallone rimane lì. Gimelli con calma olimpica, vuole far ripartire il levriero Mikhail De Michele. Ancora lui, Severini, la tiene incollata al piede, non mobilissima oggi Severini, ma come al solito efficace, anche qui con un buon assist, tacco dentro, grande azione dell'Alitalia che fallisce ancora il 5-3. Giandonato, Mion, gli lasciano spazio, c'è un velo ma c'è anche Gimelli lì dietro. Guardingo, attento a tutte le linee di passaggio, ma poi impreciso nel servire Severini che lo manda a quel paese. Allora Peperino, altro anticipo, secco, Severini può ancora giungere sul pallone di fronte a sé un avversario, diventano 3, prova a premiare De Michele, non riesce, Perelli è andato a sinistra, avanza il Peperino, altro tiro di Mion, Giandonato non riesce a deviare, allora De Michele, ancora De Michele, punta tutti, va da Severini al vertice dell'area, Severini forse vuol cambiare gioco, trova un cross, Melis a centro area, è solo, devono salire quelli del Peperino, devono rientrare velocemente quelli dell'Alitalia, ma c'è un grande intervento di Fabiani e ancora lui con la testa a dire di no all'attacco di quelli di Damora.
che ora ricominciano a pressare, perché dall'Italia ricomincia a far girare palla. Severini contro 2, arriva Perelli alla fine, assistendo un esausto Melis. Mattia Mionni invece ancora fiato per spingere da quell'altro lato, il tiro splendido ed è la rete del 4-4, ha tirato da fuori Manuel Aurelio, ancora lui, ancora un super gol però, 4 pari al Ciriaci. Non manca molto al termine, è una gran gara. Peperino calcio 4 all'Italia 4, Severini da centrocampo tira, De Eugenio la tiene. Ci manca l'indicazione del recupero, controlla il cronometro sotto la nostra postazione, un infreddolito ma sempre vigile Carlo Foschi. Ancora Aurelio, stavolta la fortuna non lo premia. 2 minuti, crediamo, al termine. Allora il recupero è ancora da dare, abbiamo confuso il cenno dell'arbitro con un'indicazione del recupero. C'è ancora tempo per il Peperino, c'è tempo anche per l'Italia, che questa gara, essendo avanti, l'ha buttata via un paio di volte con 2-3 contropiedi che andavano finalizzati meglio. Severini, qui De Eugenio con un intervento da libero a dire di no. De Michele, occhio a De Michele, tiro deviato, De Eugenio, le sue mani sul pari. La partita è bellissima sino all'ultimo, vogliono lottare solo per la vittoria tutte e due le squadre. Il giallo viene mostrato in maniera molto severa da Andrea Petrillo, alla fine un fallo onesto, quello del numero 19 dell'Italia. La rincorsa di Stefano Melis. Tira in porta, giro! Incredibile gol di Stefano Melis, traiettoria impossibile quasi da riprendere, scende e muore all'incrocio dei pali, incredibile, 5-4. Beatrice! Manuè! Vieni! Beatrice, vada a punta! Pirassi, subito a destra, compatta sta difesa adesso. Si porta in attacco anche Gimelli, salvo poi tornare indietro sconsolato. Severini da centrocampo contro De Eugenio, che adesso si mette a palleggiare, perché l'idea di Damora di voler spingere fino alla fine, di sostituire un difensore con un attaccante, sembra aver funzionato. Il Peperino era sotto 3-4, vince nel finale 5-4 contro un'Alitalia bella, cinica nel primo tempo, sciupona, disattenta e sfortunata nel finale. Dovessimo osservare le ultime giornate che hanno diviso queste due squadre dall'appuntamento della 12ª giornata che sta per prendere luogo qui alle Ciriaci, ci sarebbe una sola favorita, ma c'è una veterana invece, l'Italia Calcio, che vuole rialzare la testa. C'è una neofita della Lega che sta dando il meglio nelle ultime giornate, è il Peperino Calcio. Questi gli ingredienti della 12ª qui dalle Ciriaci. Ragazzi, una cosa, però per le partite di Serie A la lista serve, tipo cura mi sa della squadra di casa, le liste di gara, ma pure l'altra volta me ne avete sempre date. Non vanno, sono dei drogati, ma ce l'hanno una lista da... Io i vostri li conosco quasi tutti, solo che non li riesco a associare bene tutti visivamente. Grazie mille. Che siamo tutti e due, io sono più piccolo di te. Perché? Questa me l'ha presa papà a Cortina. Non è televisivamente parlando, va.
tutto pronto anche per il fischio d'inizio. Parte Luca Severini, come al solito prova a calciare dalla centrata, è iniziata e Peperino calcio contro Alitalia. L'Italia che nelle ultime gare non ha sicuramente dato il meglio di sé, se non fosse per il pari contro la Roma Calcio 8, che ha smosso un momento non facile. C'era stato invece un buon avvio da parte dei ragazzi allenati da Bernardo, che ritrovano oggi nelle vesti di dirigente anche Carlo Foschi. Un piccolo problema alla stampante del centro Ciriaci ha fatto sì che le liste che sono state consegnate scritte a penna ma comunque ben leggibili. Peperino Calcio, che è riuscito comunque a rendere omaggio all'ospitalità che devono appunto avere da quest'anno le squadre di Serie A. C'è Gian Donato, abbiamo visto esordire su questo terreno nella vittoria contro il Real Granella, poi espulso, ha dovuto saltare una gara. Qui va a saltare ancora Gian Donato dal limite dell'area di rigore, un buon rimpallo, viene vinto, ancora attenzione all'azione che transita a destra, il numero 22 al vertice dell'area, ricomincia poi da dietro con pazienza. E allora Piras, il capitano, in verticale. Azione che il Peperino prova a far passare poi da Manuel Aurelio. Non facile per lui controllare. Rinvio l'Italia verso Severini, che conosce molto bene questo campo, come un po' tutti quelli della Serie A, ha segnato ovunque. Attenzione al retropassaggio, è un errore che mette in grossa difficoltà Sebi Calcaro. Seconda punta, il non possesso dei a centrocampo, sempre. Pressione del Peperino, la palla è recuperata, occasione al limite, miracolo qui. Stai Manu! Miracolo vero sul tiro di Manuel Aurelio. Passa linea. Uno degli innesti che Ruggeri ha portato in essere quando ha visto che la sua squadra non riusciva a sopperire alla mancanza di tanti giocatori offensivamente validi. Manca per ora nell'8 titolare Fabrizio Giovannetti, che non figura nemmeno tra i convocati. Allora l'Italia, qui sulla destra, Severini viene a giocare dentro, poi Gimelli, che prima ha rischiato moltissimo con quel retropassaggio di testa. Gian Donato la controlla e torna indietro. Salgono sulla destra i ragazzi di Damora, il tiro è deviato, sarà calcio d'angolo. Andiamo quindi alla lettura delle liste dei convocati. Ci sono state prestate dal direttore di gara, troviamo il numero 6 Perelli, il numero 8 Gian Donato per il Peperino, il capitano, il numero 23 Piras, poi 7 Manuel Aurelio, Stefano Melis il numero 10, Mattia Mion col 22, battuto basso l'angolo, c'è una nuova occasione lì per Mion che lascia uscire il pallone per battere un nuovo fallo laterale. Ancora Mion lì sulla destra, tiene il possesso il Peperino. Eravamo giunti a Mion per il numero 11 e il veterano Lorenzo Vertesci, c'è Gianmarco Lorenzi con il numero 2, il numero 5 è Patrick. Occhio a Gian Donato, ci ha fatto vedere un gran tiro da fuori contro il Real Granella. Qui va dentro proprio Gian Donato da fuori, prepara il destro, va a terra velocemente Calcaro. Riparte l'Italia, ma fino ad un certo punto perché c'è ancora Gian Donato a fare buona guardia. Salgono poi a destra prepotentemente quelli di Damora, Manuel Aurelio. Torna indietro da Patrick, addirittura un tiro, alto sulla traversa. Quando prendiamo la palla, giochiamo per centrale d'attacco nostro! Ci passa lì! Gimelli. Valla Pia. Per il numero 27 dell'Italia su questa fascia. Recupero a centrocampo di Gian Donato, Manuel Aurelio prova a cambiare marcia, Gimelli lo spinge secondo l'arbitro.
Patrick Perelli, il vice capitano del Peperino. Se la ride in zona, ma quella sembra essere una posizione ottima per Giandonato. Parte Francesco Giandonato, il suo destro salza tutto insieme sopra l'incrocio dei pali di Calcaro. Stavolta non tiene basso il pallone, aveva messo in fila il suo esordio con la Real Granella. 4 o 5 calci di punizione tirati sia col destro che col sinistro, che avevano fatto vedere un'ottima precisione unita a una potenza fuori dal comune. L'Italia non è entrata ancora evidentemente in gara, almeno non l'hanno fatto gli attaccanti allenati da Massimiliano Bernardo. Ora tentano con un buon movimento di squadra sulla sinistra di salire in blocco. C'è Carloni verso il numero 9 Andrea Petrillo. Addomestica un pallone non facile. Poi si va da Pier Giovanni, un contrasto ancora energico, doppio rimpallo. Ci mette la testa, Vertesci tiene bene la zona. E Valentino Fabiani qui sul settore destro, il numero 27. C'è fallo fischiato dall'arbitro a Patrick Perelli. Punizione Severini a giro. De Eugenio a 2 mani. Damora molto arrabbiato per i primi minuti del suo Peperino Calcio, che sente per ora l'assenza in palleggio in mezzo al campo di Giovannetti. Un gioco un po' troppo compassato, il ritmo non altissimo, e l'Italia Calcio riesce così a controllare. Vediamo però Giandonato, prova a smentirci mettendosi palla sul sinistro. Non è il suo piede, ma può calciare anche con il mancino. Tenta invece un assist dentro. Come dicevamo, Damora un po' arrabbiato, il ritmo del Peperino è abbastanza basso, l'Italia Calcio si sta adattando anche a questo tipo di gara. Per ora l'assenza di Giovannetti in mezzo al campo sembra farsi sentire più del dovuto. Gimelli con la testa, il fallo laterale può essere battuto dal suo compagno di squadra in maglia numero 27 Fabiani. In pressing prova a spezzare il possesso avversario Mattia Mion. Punizione già battuta, Severini con un tunnel, se ne va alla grande e poi viene spinto e calcio di punizione. Severini batte velocemente. Cartellino giallo per Severini che protesta su una punizione a suo favore. Peperino che è distante 2 punti dall'Italia Calcio in classifica, ma che nelle ultime giornate ha messo in fila un pari e poi 3 vittorie consecutive. Un pari nell'ultima, dicevamo, per l'Italia Calcio contro la Roma. Qui Severini tira una punizione con poca convinzione. La palla finisce al lato destro della porta difesa da De Eugenio. Piras è solo da quest'altro lato, l'azione scivola verso di lui. Ecco Piras andare in verticale. Manuel Aurelio prova a far muovere sulla sinistra Patrick, ma non può arrivare. Lungo rinvio di Calcaro. Prova ad andare di testa Pier Giovanni. Gli dà
Una buona mano De Michele, Piras protegge ma è assaltato da 2 avversari e alla fine l'Italia si va a conquistare con pura voglia un calcio di punizione. Punizione all'Italia, battuta col mancino all'altezza del primo palo. C'è il salvataggio del Peperino, poi Giandonato addirittura con un tunnel riesce a far correre. Petric, ha cambiato fronte Petric, a spazio Perelli, scusate. Palla lontanissima dalla porta di Calcaro, non bellissimi esteticamente. Questi primi 10 minuti tra Peperino Calcio ed Alitalia. Ci aspettavamo più spettacolo e squadre che più a viso aperto si affrontassero. Qui Severini trova lo spazio per baciare il palo e mettere dentro il primo tiro serio in porta dell'Alitalia Calcio. È trasformato dalla scarpa d'oro, 1-0. Peperino quindi punito con questo passaggio in verticale dell'Alitalia che ha colto per una volta larghe le maglie della difesa di Damora e quindi si trovano sotto ora i ragazzi in maglia biancorossa che nell'ultima gara in casa qui al Ciriaci avevano devastato per 4-0 gli Hammers. Ora hanno un cliente difficile ma con un pizzico di fortuna e la potenza del sinistro di Giandonato provano a mettere subito a posto le cose. 1-1. Vuole un time out mister Damora al prossimo possesso per i suoi. Ha rimesso immediatamente a posto le cose per quanto riguarda il punteggio il Peperino. Parte Luca Severini. Da centrocampo la solita botta. Chi si abbassa all'ultimo? Eccolo il time out del Peperino.